Un'altra idea sbagliata è che il lupo attacchi l'uomo. Il lupo rifugge l'uomo e le femmine lo insegnano subito ai loro cuccioli. È una delle sue ultime interviste, come sempre, difendeva le specie, gli animali intelligenti, qui i lupi. Tema quanto mai di attualità in questi giorni. Se n'è andato Danilo Mainardi, amatissimo etologo tra i più noti in Italia. Apprezzato, stimato, il volto dolce di tante battaglie per un mondo che si integrasse anche con le specie più selvatiche. Aveva 84 anni, professore emerito di ecologia comportamentale all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove ormai viveva da anni. Un divulgatore straordinario che deve molto della sua notorietà televisiva al rapporto tra gentleman della scienza al fianco di Piero Angela. Io credo di avere seguito la mia curiosità e la mia curiosità fin da quando ero bambino, fin da quando non mi ricordo in definitiva, o incomincio a ricordarmi, era una curiosità per la vita animale. Nato a Milano nel 1933, si era avvicinato alla natura per fuggire alle bombe, raccontava lui, riparando con la famiglia nelle campagne cremonesi. Perdo un amico e un compagno di viaggi, dice oggi Piero Angela, raccontava la natura con bonarietà. Fu presidente della LIPU, autore di testi di etologia, membro di numerose accademie scientifiche. Lo ascoltavi e immaginavi un uomo passeggiare solo nella natura, capace anche di parlare con quegli animali intelligenti di cui tracciava sempre un docile ritratto. Perché ci sono tante altre intelligenze, maligne o benigne, al di là di quelle della nostra specie.